Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con la velocità da parte di Ginger Mask e di Alvaro Bie che vanno a lottarsi il comando della corsa all'imbocco della prima piegata con Alvaro che insiste su Ginger Mask e passa. E così Alvaro Bie al comando su Ginger Mask, di fuori c'è Jennifer Nobel, poi Gelso Moro OP, quindi Gin Tonic AS e quindi Gullit ancora Ginevra Gual, mentre alla retroguardia sono Gangster Zan e Gallius. Sotto alle tribune continua a guidare l'allievo di Paolo Romanelli e Giampaolo Minnucci che passa in 31,3 i primi 400 metri di corsa. Figlio di Prodigius approccia la curva di destra sempre in vantaggio. Ginger Mask nella sua scia, terza posizione per Gelso Moro P, mentre di fuori non trova posto Jennifer Nobel che retrocede in coda al gruppo. Si viaggia sul piede dell'1.19,5 con Alvaro Bie sempre a menardanza. Muove allo scoperto Garin Lubi che dopo 800 metri va a destra, 1.38 i primi 800. Garin Lubi arriva a lato di Ginger Mask in seconda posizione. Poi Gelso Moro P che continua a seguire i primi, così come fa Gullit. Metà gara in 1.19,6, tutti parziali regolarissimi, quelli imposti dal leader che ora viene sotto alle tribune per l'ultimo passaggio. Garin Lubi sempre all'esterno di Ginger Mask, poi Gelso Moro P, quindi Gullit, Gin Tonic S. 15,2 sotto alle tribune. Frazione in accelerazione da parte del cavallo tedesco che Giampaolo Minnucci porta in progressione agli ultimi 600 metri. Frazione della curva in 15,3. Alvaro Bie al comando, Ginger Mask sempre nella sua scia, di fuori Garin Lubi con in scia ancora Gullit, quindi Gelso Moro P, poi Ginevra Gual con accanto Gin Tonic S quando siamo a 400 dalla conclusione. Alvaro Bie continua in costante progressione, 15 la retta di là, sul piede dell'1.18 in vantaggio Alvaro Bie, Ginger Mask nella sua scia, cala al largo Garin Lubi, tra poco avrà la destra libera anche Gelso Moro P all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Alvaro Bie è in vantaggio nei confronti di Ginger Mask che prova ad andargli di dentro, al largo Gelso Moro P, Alvaro Bie in vantaggio, lo scatto di Ginger Mask di dentro e di Gelso Moro P di fuori, passa Ginger Mask nel finale vince, mentre per il secondo posto Alvaro Bie è apparigliato e costretto alla fotografia da Gelso Moro P. 1.17,9. Lo scatto in open stretch di Ginger Mask. Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, i colori del signor Antonio Giorgetti, il figlio di Granon Vedaché, alla terza uscita in carriera. Viene seguito al betting e a ragion veduta perché vince con 1,5 di margine, mentre per il secondo posto micidiale tra Alvaro Bie e Gelso Moro P, con Alvaro che potrebbe aver difeso qualcosa da Gelso Moro. 2,43 il possibile arrivo in numeri, ovviamente c'è fotografia per il secondo. La vittoria di Ginger Mask, Antonio Di Nardo.